Si conta che lo Signore ogni tanto si decide a mannare a qualcuno sopra terra per controllare che fa l'uomo, perché dell'uomo non è che si fida tanto. E allora piglia una povera anima tu paradiso e contragori la delizia con un soggiorno mondano. No, perché avete a sapere che con tanto paradiso non ci vuole scendere per cassutta, manco a cannonati, perché da sta troppo buono. D'altronde i paradiso stiamo parlando. Nell'anno 0 il Paciatenno fece una cosa ancora più pericolosa. Mannava a suo figlio Gesù Cristo. E per convincerlo ci vosi tanto, perché Iddio era bello, tranquillo. Quando Cristo arrivò in tuo mondo, vedi che l'uomo aveva creato una grandissima confusione. E il divertimento principale era quello di giocare a guerra. Da tutti gli uni, gli uomini si combattevano uno contro l'altro, ammazzandosi come cani. Tutto questo succedeva perché i cristiani ci interessavano sulla cosa, i piccoli, e ne volevano guadagnare più che potevano, e per questo erano pronti a scannarsi uno contro l'altro. Il povero Gesù Cristo si riuniva comune, era diviso in due parti. Da un lato i ricchi che comandavano e dall'altro lato i poveretti che soffrivano. A questo punto chiamò a suo pace e ci disse: ma che schifo di uomini creasti? Il Paciatenno si incazzò e ci rispondeva: sta muto, piuttosto piglia tua croce come ogni cristiano e caricatilla sopra le spalle. Quando Cristo scendeva sopra la terra, non credia di trovare un gran bordello, e dei fatti se ne accorgiu che la guerra per l'umani era lo spasso più bello. Prima c'era piacere di denari e il Signore capì che i cristiani s'ammazzavano tutti pari pari per ricogliere i soldi a chi ne mani. Gesù Cristo capì che in questo mondo c'era chi comandava e chi soffria, e girando pianeta tonno tonno vide proprio che l'uomo non malia. A sto punto ci disse creatore: pace mio, ma che uomini creasti, assassini e tinti traditori, brutta gente in tuo mondo tu ittasti. E so pace sentendo sti parole, se incazzao si sentiva rimproverato. Non ci vanno assai culture e scuole per sentire soffise ed umiliato, ma Gesù aveva ragione meschinetto, cappa a dare la vita per noi auci. Era meglio restare buono e bello e campare in tuo mondo come all'auci. Ma Gesù aveva ragione meschinetto, cappa a dare la vita per noi auci. Era meglio restare buono e bello e campare in tuo mondo come all'auci.